14 Fucsia, 5 Lega, 2 Fratelli d'Italia e un Forza Italia. Dovrebbe essere questa la distribuzione di seggi della maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale di Venezia. La lista Luigi Brugnaro sindaco si conferma prima forza a Cafarsetti, dove peserà il triplo del suo maggiore alleato, la Lega. Brugnaro intende bruciare le tappe per la formazione della nuova giunta. Il timing è immediato, noi appena abbiamo le cose andiamo avanti, siamo gente che lavora, cioè non è che ci facciamo appena è possibile, deve esserci la Corte d'Appello che fa la nomina, sono una serie di adempimenti burocratici che vanno fatti con la massima trasparenza, si verifica tutto quello che deve essere verificato e poi si parte, anche perché stavolta ho il vantaggio di 5 anni di esperienza, l'altra volta non sapevo niente, adesso so dove mettere le mani. Poi dopo la campagna elettorale ho capito ancora meglio. Rispetto a 5 anni fa, Brugnaro avrà dalla sua anche quasi tutte le municipalità. Oltre alla riconfermata Favaro Veneto, il centrodestra ha vinto anche a Mestre Carpenedo, Lido Pellestrina, Chirignago Zelarino e persino a Marghera. Abbiamo qui francamente sconfitto il partito della paura, quello che diceva che fare un termovalorizzatore sia uccidere la gente. Cioè questa cosa qua, i cittadini, quel voto in segreto hanno detto di no, non ci credono. E questa cosa la continueremo a dire, la scienza deve vincere sulle paure. Il plebiscito pro Brugnaro si ferma però col Ponte della Libertà. In centro storico, come viene chiamata Venezia nel sito del comune, ha vinto Pierpaolo Baretta e anche la municipalità di Venezia, Murano e Burano, era stata al centro-sinistra. Il nuovo presidente è Marco Borghi. Per Brugnaro l'unico neo in un'elezione da incorniciare. Se i cittadini del centro storico sono convinti che risolve il turismo e i problemi li risolvo io, no? Te che domandi a Euri adesso? Adesso la municipalità di Venezia ci dirà se voglio i tornelli o no, voglio sentirli, perché basta che arriva a Brugnaro il provinciale, quello che arriva dalla periferia a risolvere i problemi del centro storico, è finita sta storia. Io i cassonetti a Venezia non li pulisco più, li ho puliti 5 anni, adesso voglio vedere quanti veneziani della municipalità, del PD e tutti quanti i vari vengono a pulire con me, vengono a pulire con me.